essere. A Venezia in questo momento l'incontro tra il governatore Luca Zaia e il ministro dell'Interno Matteo Salvini per la firma del protocollo di legalità, presenti anche i sindaci. Un gruppo di 4 migranti che si trovavano nella nave di Ciotti a Catania sarà ospitato nel Vicentino, la disponibilità della diocesi da parte del vescovo Beniamino Pizziolo. Fanno discutere le parole del professore Padovano rilasciate 2 giorni fa ai nostri microfoni sulla tragedia del Ponte Morandi. La Procura di Genova assicura che non ci sono elementi che portino in quella direzione. E caccia al killer che ha massacrato a colpi di pistola la famiglia Macedo, è rientrata qualche giorno fa in patria per partecipare a un matrimonio. I 3 vivevano a Sacile, l'uomo lavorava nella Marca Trevigiana. Incredibile vicenda nel Veronese, una donna è stata trovata dalla polizia chiusa in un cassone delle mele, è diventata la sua prigione per 2 settimane. In manette un 53enne. Incidente mortale ieri sera a Padova, perde la vita un 59enne di Selvazzano in sella alla sua moto. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito. Allora andiamo alla Scuola Grande di San Rocco, dove vedete già le immagini di Matteo Salvini e Luca Zaia fianco a fianco, perché la Scuola Grande di San Rocco questa mattina c'è la firma sul protocollo di legalità per la Pedemontana, un documento importante, presente anche tutti i sindaci interessati al tracciato. In questo momento Salvini sta rispondendo alle domande dei giornalisti che spaziano anche su più fronti. Sentiamo cosa sta dicendo in questo momento il Ministro dell'Interno. Stiamo raccogliendo una sequela infinita e delicata di no da Macron a partire da tutti gli altri. Abbiamo quasi esaurito i bonus dei no a loro disposizione, puoi fare da soli. Ripeto, non ci mancano le idee portate alla fantasia. Per quanto riguarda l'autonomia, ma al governo c'è poco da parlarne, così come Regione Veneto mi sembra che giustamente e opportunamente, essendo un passaggio di portata storica e una prima volta, ci siano al lavoro economisti, fiscalisti, giuristi, costituzionalisti per evitare che il giorno dopo l'approvazione ci sia il ricorso, del controricorso, della causa, della controcausa. Non vedo l'ora di firmare da Vicepresidente del Consiglio, e c'è l'accordo di tutto il Governo, le richieste che il Regione Veneto, la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna da prima e poi mi auguro tante altre regioni porteranno sul nostro tavolo come competenze e come soldi, evidentemente, perché alle competenze si accompagnano i soldi. Perché la grande stampa e la grande, tra virgolette, televisione italiana non ne parlino, mi sembra chiaro ed evidente. A volte vedo raramente, ma li vedo, alcuni telegiornali pubblici e privati e mi domando se sono telegiornali italiani o se arrivano da un altro paese o da un altro pianeta. Però fortunatamente la gente mi sembra ormai pronta a informarsi anche tra altre vie. Onore, lo dico da giornalista, alle televisioni, alle radio e ai giornali locali che spesso e volentieri fanno più e meglio il loro lavoro di servizio pubblico al posto delle grandi televisioni, delle grandi testate nazionali. Continuiamo a sentire cosa stanno dicendo. Buongiorno Ministro, volevo chiedere, tra quelli divisi del governo c'è anche quello delle pensioni, tra il disegno di legge e la possibile contributo di solidarietà, quale prevarrà l'Unione? Grazie. C'è un contratto che intendiamo rispettare e ho, come segretario della Lega, non come Ministro, convocato una riunione di tutti i responsabili economici del Movimento dei Capigruppo di Camera e Senato per martedì prossimo a Roma, per prepararci alla prossima manovra economica che dovrà dare un chiaro segnale di cambiamento sul tema pensioni, sul tema tasse, sul tema Equitalia, sul tema burocrazia, sul tema accise. Quindi stiamo raccogliendo dati e prima di dare risposte a casaccio vi chiedo la pazienza di qualche giorno di tempo per avere il pacchetto completo che penso potrà soddisfare tutte le componenti del governo. Alberto Mattioli da Stampa, vorrei che ripetesse la posizione della Lega sulla
infermieristiche e trasportistiche che soprattutto sul tema TAV, che penso sia quello più delicato, ci metteranno come politiche e come governo a disposizione le loro conclusioni sulla qualità di questo progetto. Abbiamo sentito che anche Pedemontana, ovviamente, quando un progetto ha 10, 15, 20 anni di storia alle spalle va attualizzato come carichi di traffico, e quindi è chiaro che stiamo attualizzando al 2018 la congruità di alcune infrastrutture, di alcuni investimenti. Sulla TAV mi sembra che il responso arrivi da qui a poco. Mi permetto personalmente di dare il mio giudizio su alcune altre infrastrutture. Sulla Pedemontana non sarei qui a formare il protocollo di sicurezza se avessi dei dubbi sull'utilità dell'infrastruttura, così come penso che Genova, a maggior ragione con l'Università di Ferragosto, abbia vitale bisogno del terzo valico, così come penso che pagare il 10% dell'economia in meno per famiglie e imprese grazie alla TAP sia assolutamente vitale per sviluppare quel mezzogiorno, che altrimenti rimarrà sempre arretrato. Però c'è un contratto a costi-benefici, vedremo di fare in 6 mesi quelli che altri non hanno fatto in 6 anni. Le ultime due domande, Andrea Ceroni, TV Sinistra, se si fa bene, a Silvano. Buongiorno, domanda per il Presidente Zaia. Ci ha detto che fra poche settimane hanno il primo tratto, se ci può dare più dettagli su questo e quello successivo. Continuiamo a sentire l'ultima domanda e poi ci ricolleghiamo più tardi. Il primo tratto su 7 milioni, se non ricordo male, quanti sono? 7, dicendo le linee che ringrazio. Quello già completato. Abbiamo avuto dei ricavi nella temperatura, semplicemente perché adesso non ci sono delle scartoffe in questo paese. Però è vero che questo tratto noi pensiamo di aprirlo alla porta di ottobre, non dove tutto sarà aperto, che è la casa nostra. Dopodiché procederemo agli stralci funzionali. Si tratterà di imprese che sta lavorando nell'ottica degli stralci funzionali. Sapete che i cantieri sono ben presenti nel tratto di Vicentino, un po' di meno alla parte finale verso l'innesto sulla 27 e quella del tratto trevigiano. Quindi quando avremo ulteriori stralci funzionali, immagino che già nel 2019 ne avremo più di qualcuno, apriremo e via. Posso solo anticipare questo. Noi abbiamo comunque un programma di lavori e la deadline per noi resta a dicembre 2020. È una deadline utile per noi e anche per l'impresa, perché l'impresa al di là delle battute ha solo che come inizio di ultimare velocemente l'infrastruttura, perché inizia a incassare cambio di disponibilità e quindi inizia a fare il soldo. Angela Pedolino per 3 Anche adesso ci ricollegheremo fra poco, penso che le domande siano quasi alla fine, quindi fra poco dovrebbe esserci anche la firma, allora ci ricollegheremo, chiedo alla regia poi quando riescono a vedere il momento eventuale della firma per ricollegarci e poi anche per un riassunto finale da Venezia. Avete sentito parole importanti sulla Pedemontana con gli stralci, ma anche le parole che ha detto Salvini sulla Pedemontana e sull'importanza dell'opera e sul fatto che la firma è un altro passo in avanti. Parole importanti anche sull'autonomia. Avete sentito la prima risposta che abbiamo dato in collegamento quando Salvini sostanzialmente ha detto, quando arriva in Consiglio dei Ministri la proposta, pronti a firmarla subito, quindi due importanti elementi per il Veneto, dall'autonomia alla Pedemontana, tanti gli argomenti che sta toccando, ovviamente anche quello dei migranti. Nel frattempo l'arrivo di Salvini ovviamente non è passato inosservato, era anche annunciato, c'è stata una protesta simbolica dei centri sociali questa mattina che hanno simbolicamente occupato e chiuso il pontile di Palazzo Balbi, come vedete nelle immagini, sede della Giunta regionale del Veneto, il centro sociale Morion, e poi uno striscione sul ponte di Rialto con Salvini not welcome. Questa è la protesta dei centri sociali. A proposito di migranti, ne sta parlando con i giornalisti in questo momento alla Scuola Grande di San Rocco, un gruppetto di 4 migranti che si trovavano sulla nave Diciotti sarà ospitato nella diocesi di Vicenza. La decisione è arrivata direttamente dal vescovo di Vicenza. Monsignor Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza, spalanca le porte della sua diocesi a 4 migranti della nave Diciotti. Già all'apice dell'emergenza sbarchi, nel 2015, Beniamino fu il primo vescovo in Veneto che accolse i richiedenti asilo nel proprio palazzo. Sabato si era detto preoccupato per la sorte dei profughi all'interno della nave della Guardia Costiera Diciotti, dunque in qualche modo la notizia di oggi non sorprende. 4 migranti della Diciotti
potrebbero arrivare a Vicenza. Fanno parte dei 100 presi in carico dalla Chiesa. Le risposte definitive dalle varie parrocchie dovranno arrivare entro domani e in queste ore Caritas sta verificando la disponibilità di circa una decina di comunità con strutture adeguate che in passato abbiano già ospitato i migranti. Al momento dunque c'è un'apertura da parte della diocesi ad accogliere 4 profughi, ma ancora non ci sono conferme sul loro arrivo perché l'organizzazione affidata a Caritas non ha ancora trovato una sistemazione certa. Solo nelle prossime ore si saprà se i 4 migranti della Diciotti approderanno davvero a Vicenza. Questo da Vicenza, ricolleghiamoci ora a Venezia, vediamo che sta accadendo, vedo il governatore Zaia che dà la bandiera del Veneto a Salvini, se non sbaglio. Sì, poco fa gli ha donato anche un leone del Veneto in vetro e adesso probabilmente dovrebbe esserci la firma del protocollo di legalità. Tra poco vedremo se è possibile poi ricollegarci, anche perché ci saranno ovviamente le interviste al Ministro dell'Interno. Sto guardando se ci sono, se c'è una firma, se c'è un atto di firma oppure se verrà fatto più tardi. Allora facciamo così, intanto continuiamo con il TG. Quando abbiamo una precisa sensazione di quello che sta accadendo in questo momento, forse è meglio che ci ricolleghiamo, ma ci ricolleghiamo fra 30 secondi. Facciamo così, andiamo con le immagini del professor Siviero e poi andiamo subito a Venezia. Allora, dicevamo, ai nostri microfoni 2 giorni fa le parole del professor Enzo Siviero, le dichiarazioni che stanno facendo discutere, rimbalzate ovviamente anche sulla stampa locale, quando il professor Siviero, consulente SPEA sulle possibili cause del crollo del ponte di Genova, ha parlato chiaramente di una ipotesi, anche di un attentato, parlando di una ipotesi oltre il 50%, con l'utilizzo di microcariche, diceva il professore. C'è questa possibilità perché non si è capito come il crollo è stato così repentino e dunque da Massimo, uno dei massimi esperti dei ponti, ha rilasciato queste parole, queste interviste che ovviamente sono rimbalzate ovviamente anche a Genova. In questo momento la Procura di Genova, che sta seguendo la vicenda, ha assicurato che al momento non ci sono elementi che possano portare in questa direzione, ma ovviamente sono parole che continuano a far discutere. Sentiamo allora se c'è di nuovo il collegamento con Venezia e con Salvini. Cercare soluzioni anche al di fuori dell'Europa, a Bruxelles almeno abbiano il buon gusto di tacere. Se raggiungiamo un accordo col governo albanese non è che da Bruxelles possano dirci no, poveri profughi scappano dalla guerra ma non vogliono andare in Albania. Se scappi dalla guerra vai dove ti mandiamo senza fare lo schizzinoso evidentemente. Ministro, rispetto alla Chiesa che ha dato questa disponibilità per queste diocesi, sono contento di aver avviato questo percorso fra Stato e Chiesa perché queste persone saranno economicamente completamente a carico della Chiesa e quindi una volta tanto non pagheranno i contribuenti italiani ma pagheranno le organizzazioni ecclesiastiche che si organizzeranno dove e come vorranno. Sì, non vedo l'ora di andare a spiegare le ragioni mie e della sicurezza del popolo italiano. Alcuni ministri erano indagati perché avevano rubato, io sono indagato perché ho difeso i confini e la sicurezza del mio paese. È un mondo strano, comunque sono così tranquillo che sono pronto a confrontarmi con tutto e con tutti. Possono indagarmi per quello che vogliono, ma io tiro dritto come un treno. Riescono a condannarla per sequestro di persona? No, l'unica roba è che dovrei spiegare ai miei 2 figli che il papà non è un sequestratore, ecco, l'unica difficoltà sarebbe questa, poi gli italiani l'hanno già capito. Beh, se non sto simpatico a 20 figli di papà dei centri sociali me ne farò una ragione, e quindi sono a disposizione di Venezia, dei veneziani e del sindaco per aiutare a crescere e a mettere in sicurezza la città. Dei centri sociali proprio mi interessa men che zero, anzi se sono un problema d'ordine pubblico interverremo dal punto di vista dell'ordine pubblico.
ci stanno lavorando super esperti. Io ringrazio alcuni architetti e alcuni ingegneri che gratuitamente hanno messo a disposizione i loro studi e il loro ingegno per soluzioni sopra e sottoterra. Faccio il ministro, non faccio l'ingegnere, vedremo di adottare il progetto migliore. Le parole che condivido sono quelle di Renzo Piano, che ha detto veloce ma non in fretta, e quindi vedremo di adottare il progetto migliore, più rapidamente costruibile, ma senza farsi dettare i tempi dal profitto. Vabbè, mi sembra chiaro ed evidente che chi deve aprire il portafoglio sia Autostrade per l'Italia. Dunque ancora ha parlato anche della nave Diciotti e dei migranti che vanno a Vicenza, anche dei centri sociali e in questo momento anche del ponte di Genova. Ci ricollegheremo fra poco con Venezia. Intanto il giallo di una famiglia massacrata in Macedonia. Un orrore al momento ancora senza colpevoli e senza spiegazioni è quello che si è consumato in una cittadina macedone ai confini con l'Albania. Hamid Pocesta, 55 anni, la moglie Nazmi e la figlia di 14 anni Anila sono stati massacrati nel sonno a colpi di pistola. La coppia, fuggita dalla guerra, si era stabilita prima a Cordignano, poi a Sacile, dove attualmente viveva. Lui, Hamid, lavorava in un'azienda di gaiarine. Una vita semplice la loro, ma felice, ai confini tra Veneto e Friuli. Erano rientrati in patria per il matrimonio di una parente. Dovevano essere giorni di festa, invece nel buio della notte di sabato scorso nelle abitazioni in cui erano ospitati sono stati esplosi quei proiettili mortali. Il killer non ha avuto pietà nemmeno della piccola Nila. A ritrovare le vittime un cugino. Uno shock che unisce la Macedonia all'Italia passando dal Friuli fino ad arrivare nella Marca trevigiana. Nell'azienda di gaiarine titolari e colleghi di Hamid sono sotto shock, descrivono l'uomo come un gran lavoratore, una persona tranquilla, era partito pochi giorni prima per le meritate vacanze in Macedonia. Poi la notizia del massacro, nessuno tra familiari e amici riesce a darsi una spiegazione, al momento sembra un delitto dal movente sconosciuto. Le indagini delle autorità locali sono chiuse nel massimo riservo, nessuna pista viene tralasciata. In tutto questo orrore rimangono i sorrisi di mamma e papà e di Anila, ritratti di una felicità strappata via da una mano assassina. E adesso un'altra vicenda incredibile dal Veronese, una donna sequestrata in un cassone per 2 settimane. Chiuso in un cassone per le mele per 14 giorni, sotto il sole durante la notte, nutrita dal suo aguzzino con un frutto e dell'acqua fino all'arrivo della polizia stradale che ha messo fine all'incubo martedì mattina. Vittima una donna polacca ritrovata dagli agenti dopo la segnalazione di alcuni operai che avevano avvertito delle grida provenire da dei campi nei pressi di Somma Campagna. I poliziotti hanno iniziato a perlustrare l'area tra le coltivazioni fino a quando sono riusciti a capire da dove proveniva quella voce. Atroce la scena che si sono trovati di fronte. La donna, visibilmente provata, era prigioniera in un cassone a cui erano state appoggiate altre casse di plastica. Per la vicenda è stato arrestato un 53enne bolzanino accusato di sequestro di persona e tortura. Sembra, da una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, che tra la donna che lavorava proprio in quei campi e l'uomo ci fosse stata una discussione poi degenerata. Ricolleghiamoci alla Venezia e vediamo cosa sta dicendo in questo momento Salvini. Non ha senso di esistere. Sì, anche su questo c'è un impegno diretto del Presidente del Consiglio, non di Matteo Salvini ma direttamente del Presidente del Consiglio, che li incontrò come prime realtà associative quando nacque il governo. Assolutamente sì, è un impegno di tutto il governo. Grazie a tutti. Continuiamo a seguire dopo la pubblicità la presenza di Matteo Salvini insieme a Luca Zaia a Venezia per la Pedemontana. Avete sentito l'impegno ribadito per i risparmiatori, per il fondo risparmiatori delle banche. A fra pochissimo. Eccoci in studio in diretta, ancora il telegiornale del Veneto, stiamo seguendo anche in diretta da Venezia la presenza, il vertice Zaia Salvini sulla Pedemontana. Abbiamo già proposto un po' di interventi sia del governatore che del ministro dell'interno. Ci torniamo fra poco. Adesso lo schianto mortale è avvenuto ieri sera a Padova lungo Corso Australia.
Gravissimo incidente stradale ieri sera lungo la tangenziale a Padova. A perdere la vita Ivano Calore, 59enne di Selvazzano, morto sul colpo dopo che la sua moto ha sbandato scivolando sull'asfalto. L'incidente è avvenuto intorno alle 21 in Corso Australia, vicino a Curva Boston. Notevoli disagi al traffico anche per la chiusura del tratto interessato dal grave sinistro. Stando a una prima ricostruzione fornita dalla polizia locale intervenuta sul posto, il Centauro avrebbe perso il controllo della BMW di grossa cilindrata su cui viaggiava, cadendo rovinosamente sull'asfalto. Inutili tutte le manovre di primo soccorso che gli hanno praticato anche alcuni automobilisti. I sanitari, giunti poco dopo sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. A San Stino di Livenza adesso con l'assalto a una sala slot, un dipendente aggredito e picchiato anche dai banditi armati, ci racconta tutto in diretta telefonica Ilaria Marchiori. Buongiorno da San Stino di Livenza, dove sabato notte il dipendente di una sala slot, la Victoria Palace di via Tobagi, ha vissuto dei veri e propri momenti di terrore quando 3 delinquenti armati e col volto coperto sono entrati andando proprio dritti verso il fondo del locale dove si trovava l'unico addetto in quel momento. Hanno preteso il denaro, prima ne è nata una discussione, lui ha fatto di tutto per non darglielo, poi uno dei 2 rapinatori, per andare al sodo ed evitare di attirare l'attenzione troppo a lungo, l'ha colpito con il calcio di una pistola ferendolo. A quel punto, disarmato e contro 3 persone, il dipendente non ha potuto far altro che consegnare l'incasso della giornata per un totale di circa 2.000 euro. Quindi i malviventi sono fuggiti, perdendo però nella fuga anche parte del bottino, tanta era la fretta di scappare. A quel punto la vittima ha chiamato immediatamente i carabinieri, che sono giunti sul posto per raccogliere sia la sua testimonianza che quella di altre persone che erano presenti sul posto durante l'aggressione, e poi hanno acquisito le immagini di videosorveglianza della zona, sperando di riuscire a risalire ai responsabili. Secondo un primo identikit sembra si tratti appunto di 3 persone piuttosto mingherline, potrebbero probabilmente essere anche dei ragazzi. Da San Stino di Livenza è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Nera Marchioro, ora torniamo alla Scuola Grande di San Rocco Venezia, perché a seguire la presenza di Salvini, il vertice Salvini, Zaia e sindaci, c'è il nostro direttore Luigi Baciali insieme a Paolo Sanavio, tecnico di ripresa. Lo vedo già, lo vedo il nostro direttore. Allora, abbiamo sentito un po' di interventi. Buongiorno, siamo alla Scuola Grande San Rocco nel centro di Venezia, sotto gli affreschi del Tintoretto. Qui poco fa Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Interni, e il governatore Luca Zaia hanno firmato un protocollo d'intesa per la legalità della Pedemontana, questa grande struttura che ha ribadito il governatore sarà pronta nel 2020. Il protocollo poi è stato firmato da molti prefetti, è stato poi anche firmato dai sindacati, da esponenti degli enti locali, proprio per sancire in maniera definitiva che non sono ammesse illegalità, illeciti, malaffare, e soprattutto per garantire la mancanza totale di infiltrazioni mafiose, con accordi con la magistratura, con la Corte dei Conti, con l'autorità antimafia, in particolare il dottor Raffaele Cantone. Ovviamente poi Salvini ha risposto a molte domande insieme al presidente Luca Zaia. Sui migranti ha parlato della possibile rotazione dei porti che oggi è stata proposta a Vienna in un vertice col ministro Trenta. Ha ribadito che la linea dell'Italia è assolutamente opposta a quella di Macron, che predica l'accoglienza ma che poi fa i respingimenti, e che si tenterà comunque, con un'Europa non assolutamente disponibile, di trovare qualche possibile soluzione. È stato poi alla fine molti giornalisti presenti hanno ovviamente raccolto dichiarazioni di Salvini, in particolare là dove annunciava, leggendo un sito online, che l'ultimo reato di cui è stato accusato, oltre al sequestro di persona, è ricatto all'Unione Europea, e Salvini ha detto: sono qui comunque pronto a farmi arrestare anche per questo, e ovviamente l'ha detto in maniera ironica. Grazie, a voi di nuovo la linea.
Grazie direttore per il tuo intervento, questo riassunto dunque dei tanti temi toccati da Salvini e da Zaia alla Scuola Grande di San Rocco, grazie anche a Paolo Sanario per le riprese. Siamo in chiusura, però non possiamo non parlare della mostra del cinema, del Lido di Venezia. Ieri sera il red carpet, le tante stelle che sono arrivate per la cerimonia di apertura alle 19, è stata appunto una serata importante con la proiezione di First Man, il film di Damien Chazelle con Ryan Gosling sul primo uomo sulla Luna, e poi ci sono stati anche parecchi applausi, 7 minuti di applausi per Sulla mia pelle, il film di Alessio Cremonini sulla vicenda di Stefano Cucchi, che ha commosso ovviamente la platea. Oggi ancora red carpet, i film di oggi attesissimi sono La favorita di Yorgos Lanthimos, Roma di Alfonso Cuarón, regista premio Oscar per Gravity, e attese sul red carpet le attrici Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone e Juliette Binoche. Queste sono le immagini di Sulla mia pelle, il film su Stefano Cucchi. È una giornata importante anche per i cinefili, perché sarà segnata dall'omaggio al grande regista Orson Welles con la proiezione in anteprima mondiale del suo ultimo lavoro incompiuto, di cui Netflix detiene i diritti, The Other Side of the Wind, l'ultimo lavoro incompiuto del grandissimo genio Orson Welles. Quindi un'altra giornata importante alla Mostra del Cinema di Venezia. È davvero tutto per questa prima edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bella giornata di sole sulle nostre regioni grazie all'aumento della pressione. Sul Veneto sarà una splendida giornata caratterizzata dal sole sulla nostra regione. Infatti sarà ampiamente soleggiato ovunque e il cielo si presenterà sereno o al massimo con presenza di poche nubi sparse, salvo per locali acquazzoni sulle Alpi e localmente fin verso le prealpi. Temperature minime tra 15 e 19 gradi. Massime comprese invece tra 25 e 31 gradi circa. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il sole ovunque, sarà asciutto e stabile con il cielo che si presenterà sereno su tutti i settori. Tuttavia non si escludono dei temporali sui monti e localmente fin verso le pianure. Temperature minime tra 16 e 18 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 31 gradi circa. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, bel tempo anche sulla nostra regione, sarà infatti ampiamente soleggiato al mattino, ma dal pomeriggio qualche piovasco sarà possibile a macchia di leopardo. Temperature minime tra 16 e 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 25 e 26 gradi circa. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.